Ciao a tutti, eccoci, siamo a Civitanova Marche in via Pascoli a San Marone, zona comodissima, siamo a un passo dal nuovo centro città, quello di Civitanova 2000, l'ex zona Cecchetti, quindi servita ai supermercati e ampi parcheggi. La via è tranquillissima, via Pascoli, poco trafficata. Questo è un immobile singolo, libero su tutti e quattro i lati, è stato rifatto con il 110, il cappotto esterno, il regolamento sismico e la parte termica, quindi caldaia, pompa di calore, infissi, cappotto, come ripeto, e tutta la parte esterna è pronta. Dentro l'abbiamo lasciata con possibilità di scelta dei finiture. Attualmente è tutta in cotto, scala in legno e il parquet nella zona notte. I bagni sono stati totalmente demoliti per anche un facile rifacimento degli impianti, quindi questo è lo stato del bagno che andrebbe lì, bagno all'ingresso lavamani, un salone bellissimo, guardate che bella questa vetrata, sono 1, 2, 3, finestre nuove e le serrandine sono elettriche, 3 entrate, l'ingresso principale, questo accesso che va al giardino, tutto un bel salone lungo, bellissimo. Venite, cucina abitabilissima, guardate che grande, doppia finestra e un'ulteriore porta per accedere all'esterno, dove c'è una predisposizione per la realizzazione di un porticato, un gazebo, una serra solare, che è questa. Questa qui sarebbe già una piattaforma gettata. C'è tutta la corte recintata, illuminata, le varie predisposizioni per l'illuminazione, un pozzo. Scusate la polvere, ma in breve faremo lo straccio. Venite, guardate che bella scala. Radiatori in ghisa, quelli che mantengono molto il calore. A terra è tutto legno, oggi l'abbiamo coperto, ma è davvero interessante. Legno massello. Qui potrebbe andarci un altro bagno, la scala porta in soffitta, per metà della soffitta è abitabile, un bel balcone, ringhiere nuove, l'esterno è tutto rifatto, cappotto ovunque, guardate che bello lì per il parcheggio. Quindi questo è un disimpegno del piano primo, una camera molto bella perché ha le 3 finestre che troviamo sotto in sala, un'altra camera grande, questa, questo è l'altro bagno, è stato sempre tolto come sotto per poter rifare gli impianti e scegliere i materiali, e una cameretta più piccola, questa sarebbe la terza. C'è un altro bagno sopra e sopra si potrebbe recuperare per mano uno studio, una cameretta ospiti, qui si potrebbe creare un soppalco per allargare il bagno, magari una bella vasca a vista. Quindi abbiamo circa 250 metri commerciali di abitazione più la corte esterna. All'interno possiamo scegliere i materiali di finitura e consegnarvela anche chiavi in mano. Attualmente siamo sul mercato a 498.000 euro e valutiamo anche la possibilità, come ripeto, di consegnarla a chiavi in mano. Rifacciamo una ripresa fuori e guardate che bella. Vi aspettiamo in agenzia a Civitanova Marche in via della Vera 66.